Si è trovato in ospedale con una gamba rotta, aggredito perché colpevole di avere la pelle scura e di non capire il dialetto veneto, vittima dell'assurdo episodio avvenuto ieri poco prima delle 19 nel piazzale delle Corriere a Vittorio Veneto, un cittadino senegalese di 49 anni, regolare sul territorio italiano, integrato con un lavoro come operaio nel Vittoriese. È invece disoccupato il 45enne che si è scagliato come una furia a calci e pugni contro di lui. Roberto Zuliani, residente a Pieve di Soligo, con precedenti penali alle spalle per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di lesioni aggravate. È stato individuato come il responsabile del pestaggio grazie alla segnalazione di un cittadino che ieri aveva assistito alla sua esplosione di violenza. Quando i carabinieri sono arrivati in via Medaglie d'Oro, hanno trovato l'operaio senegalese presso una panchina, incapace di muoversi a causa dell'arto spezzato. Non molto distante è stato individuato anche Zuliani. L'uomo risulta tra l'altro essere destinatario di un provvedimento della questura che gli vieta l'accesso nel territorio comunale di Vittorio Veneto. In passato, infatti, era stato più volte pizzicato ad importunare i passanti nelle vicinanze dell'ospedale. Decisamente più grave l'episodio a sfondo razziale di ieri sera, in seguito al quale Roberto Zuliani è stato portato in carcere. La vittima, portata invece in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.